Si è tenuto all'Hotel Crown Plaza di Padova il convegno sulla zootecnia informatizzata. Oggetto della tavola rotonda due nuovi progetti, l'informatizzazione del modello 4 e l'introduzione della ricetta elettronica. Le associazioni di produttori presenti erano numerose, tra queste Unicarve, Azove, Asprocarne, Bovinmarche e molte altre. La trasparenza è un valore importante, soprattutto quando riguarda l'alimentazione, e si può raggiungere solamente velocizzando la burocrazia. I progetti, infatti, che si propongono come modello per tutta l'Europa, hanno come obiettivo la semplificazione del recupero sulle informazioni dell'animale. Il modello 4 elettronico permetterà agli allevatori di notificare in maniera automatica le informazioni relative alle movimentazioni dei capi, mentre la ricetta elettronica permetterà ai veterinari di prescrivere agli allevatori i farmaci con cui poi andranno ad acquistarli e nello stesso tempo permetterà al sistema nazionale di avere l'informazione di tutto il consumo dei farmaci che viene fatto in Italia. Sì, è una cosa che aspettiamo da tempo in effetti. Questo implicherà una notevole semplificazione? Questo inizialmente, come tutte le questioni informatiche, prevederà una prima fase di un attimo di apprendimento di nuovi sistemi. Sarà in un primo momento forse una complicazione, ma dopo si andrà verso veramente una semplificazione, certamente. E lei pensa verrà accolto in maniera positiva dagli allevatori o con un po' di distacco magari? Allora, ci sono già degli allevatori che ci chiedono di farlo da anni e quindi sicuramente da questi sarà accolto in maniera molto positiva. Ci saranno delle realtà che dovranno un attimo capire come funzionano i sistemi e per poi adattarsi. Ci sarà qualche problema con le reti. Non tutto il territorio veneto è coperto da reti veloci e quindi lì anche il decreto prevede che la Regione Veneto individuerà quali sono i territori non coperti da rete e che quindi non hanno l'obbligo di informatizzare il modello 4 elettronico. Ad aprire il convegno è stato l'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan, che ha affermato di essere convinto che questa nuova soluzione informatizzata possa migliorare le condizioni del comparto carne e latte in Italia. Beh, è chiaro che il comparto carne e latte, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ha subito una forte contrazione dovuta comunque a una contrazione dei consumi dovuti alla crisi economica, da una parte che ha visto le famiglie consumare meno anche carne di una certa qualità, magari rifornirsi in quei discount dove le carne vengono dall'estero e costano meno rispetto a quelle venete che invece sono più buone, più certificate anche dalla regione. Dall'altra parte c'è stata una compressione sui prezzi del latte che purtroppo ha fatto chiudere diverse stalle che non erano strutturate, ma nello stesso tempo ha fatto crescere quelle stalle più strutturate e più economiche. È chiaro che siamo arrivati a un punto in cui anche noi come Regione Veneto, ma anche comunque insieme alle associazioni allevatoriali, abbiamo deciso di sburocratizzare anche con questi sistemi e quindi arrivare alle domande informatiche per quanto riguarda il trasporto degli animali, le cure veterinarie, eccetera, per accelerare appunto le carte, eliminare la carta e accelerare comunque la burocrazia e dare una risposta immediata ai nostri allevatori. E per quanto riguarda la percezione del mondo vegano, come pensa che possa influire? Guarda, io ho visto i dati di Eurispes proprio stamattina e ho visto che in Italia ci sono 3 milioni di vegani e c'è questa moda comunque vegetariana che è una scelta personale, rispettabile, nulla da dire, però dico a questi signori che sono il 3% della popolazione, però non possono neanche determinare le scelte dell'altro 97% o criminalizzare il lavoro comunque all'interno degli allevamenti o all'interno delle stalle. C'è un'economia dietro all'allevamento, abbiamo investito molto sul benessere animale, vorrei portare tanti di quelli che sono critici in questo senso a visitare delle stalle che sono dei salotti e far capire che comunque gli allevatori a volte coccolano anche i loro animali in maniera particolare. È chiaro che è una scelta personale.
C'è chi vuole mangiare per tutta la sua vita vegetali, chi invece alla sera invece vuole mangiarci ancora una fetta di prosciutto buono crudo, magari di Montagnana, o una bistecca di Sorana che fa anche molto bene secondo me. Uno dei problemi che il comparto carne deve affrontare è infatti la cattiva pubblicità, che sta subendo in quest'ultimo periodo. Numerosi sono stati gli scandali legati a frodi internazionali, come Horsegate e la recente crisi in Brasile. La cattiva reputazione del settore colpisce anche le carni italiane, nonostante non ci sia stato alcun coinvolgimento. Anche per questo motivo è necessaria una trasparenza sempre maggiore, in modo da dimostrare la qualità delle carni italiane. Diciamo che si parte normalmente dalla carne, come ha ricordato durante il convegno il capo dei veterinari della Regione Veneto, il dottor Bricchese. Appunto dal 96 abbiamo iniziato con la tracciabilità, i primi esperimenti. Adesso qua si parla appunto di elettronica, di informatica, di innovazione che è necessaria appunto per continuare a dare le informazioni. Quindi noi vediamo adesso di adeguare i nostri associati, gli allevamenti, a dare quelle informazioni che devono assolutamente chiarire i dubbi ai consumatori. E pensa che una maggior trasparenza possa valorizzare la carne italiana anche a livello internazionale? Sicuramente sì. Diciamo che nell'anonimato ci sguazza il marcio. E noi appunto anche a livello internazionale, per le richieste di paesi dove mi viene in mente la Russia, Mosca, mi viene in mente altri paesi dell'India, altre città, dove appunto dei consumatori oramai attenti anche là vogliono mangiare quello che conoscono. L'etichetta, una volta si parlava del vino, io mi ricordo, diciamo, lo slogan era mettiamo la carne in bottiglia, perché l'etichetta era il vino. Adesso anche questo noi dobbiamo assolutamente far sì che i mercati siano accoglienti, ci sia la richiesta. Bisogna raccogliere le informazioni e portarle a valore, questo è indispensabile per mostrare ai consumatori italiani come la filiera zootecnica bovina è la più sicura al mondo, grazie proprio agli sforzi di allevatori e impianti di macellazione e soprattutto anche del contributo dei veterinari pubblici ufficiali. Possiamo quindi parlare di un'ulteriore garanzia per il consumatore? Certo, possiamo parlare di una zootecnia italiana 4.0 che si distingue proprio a livello planetario, poiché consente al consumatore anche di avere la tranquillità di informazioni registrate in modo corretto, ineccepibile, che non consente non solo le violazioni ma soprattutto le mistificazioni o le falsificazioni. In tutto ciò ha però una notevole importanza il consumatore. Sta a quest'ultimo infatti dar fiducia ai produttori italiani certificati e acquistare responsabilmente. Ma allora, il nostro progetto è per dare massima trasparenza al sistema di allevamento in Italia, ovvero noi che tra l'altro importiamo molti bovini piccoli, quindi ristalli per ingrassarli qua in Italia, spesso non sappiamo la storia che hanno dal loro paese di nascita, quindi all'origine. E allora abbiamo proposto una cartella clinica europea in maniera tale da registrare tutto ciò che a un bovino viene somministrato, quindi vaccini o medicinali per tenerlo in vita perché ha dei problemi. Tra l'altro ecco, bisogna ricordarci che così come succede per l'uomo, anche l'animale può avere problemi di salute, quindi i farmaci medicinali vengono utilizzati per curare, non certo per altri scopi. Quindi se riusciamo a mettere in trasparenza tutto il sistema europeo dell'allevamento del bovino da carne, noi iniziamo un percorso virtuoso per dare delle informazioni ai consumatori, perché dobbiamo ricordarci che noi siamo ciò che mangiamo e quindi sapere anche cosa andiamo a mangiare credo sia la cosa più importante. Secondo lei per far funzionare a pieno questo progetto si dovrebbe in qualche modo educare i consumatori? Ma sicuramente sì, per prima cosa abbiamo bisogno degli strumenti, cioè noi oggi ci siamo rivolti al Ministero delle Politiche Agricole e al Ministero della Salute, ci siamo rivolti alle Commissioni Stato-Regioni della Salute e dell'Agricoltura e speriamo che ci diano gli strumenti. Dopodiché nel momento in cui abbiamo gli strumenti in mano possiamo comunicare in maniera più importante e anche sicura con il consumatore per dargli tutte le informazioni che deve giustamente avere. La zootecnia italiana si candida quindi a modello internazionale per assicurare il benessere animale, la corretta alimentazione di questo e la nostra sicurezza alimentare.